Era l'anno 1177 quando il monastero di Montecassino, custode delle reliquie di San Benedetto, venne assediato e distrutto dai Longobardi guidati da Zotone. I monaci, disperati e privati del loro sacro rifugio, furono costretti a fuggire portando con sé ciò che potevano salvare delle reliquie del loro fondatore. La notte della fuga, il cielo era striato di stelle e un silenzio palpabile avvolgeva la terra. I monaci, incappucciati e tremanti, si incamminarono verso Roma, sperando di trovare protezione sotto l'egida del Papa. Il viaggio fu lungo e periglioso, ma la fede nel cuore e il timore di perdere i sacri resti li spingeva avanti, nonostante la stanchezza e le minacce che li circondavano. Arrivati a Roma, trovarono rifugio e protezione, ma sapevano che il loro viaggio non era ancora terminato. La notizia delle reliquie salvate si sparse e ben presto monasteri da tutta la Gallia cominciarono a richiedere pezzi di quelle sacre ossa, sperando di ottenere protezione e benedizioni divine. San Mommolino, un abate venerato, prese su di sé il compito di trasportare una parte significativa delle reliquie nella lontana abbazia di Fleury-sur-Loire. Partì con un piccolo gruppo di monaci, viaggiando attraverso foreste dense e villaggi sperduti, sotto il costante pericolo di banditi e soldati nemici. Durante il viaggio, ogni tappa era un'occasione per raccontare i miracoli compiuti da San Benedetto e ogni racconto accendeva nei cuori delle persone una nuova fiamma di devozione. Giunti a Fleury-sur-Loire, la comunità locale accolse le reliquie con grande reverenza e gioia. L'abbazia divenne presto un luogo di pellegrinaggio, attirando fedeli da tutte le parti d'Europa. Nel corso dei secoli, frammenti delle reliquie di San Benedetto furono distribuiti in vari monasteri, diventando simboli di fede e protezione. Ogni frammento era considerato una benedizione, da una costola a Orléans fino alla rotula a Aiguebelle. Tuttavia, i monaci di Montecassino custodivano gelosamente la verità. Le reliquie più autentiche non avevano mai lasciato l'ombra del loro amato monastero. Erano state nascoste, protette dalle mura che una volta San Benedetto aveva chiamato casa. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.